andate a Portoviro, chiamate i vostri amici, chiamate i vostri nemici, chiamate il sindaco, anzi andate a casa del sindaco di Portoviro, suonategli il campanello e ditegli: ma perché a Porto Tolle sì e a Portoviro no? E cambiate residenza. No. Ti è piaciuto? State zitte! Oppure fate un regalo, un dispetto ai vostri nemici, mandateli a vederci, si pagano i biglietti, per noi va bene uguale. Grazie, grazie. Dei nomi, anche se abbiamo poco talento, anche se siamo degli scappati di casa, ha usato delle parole meravigliose. Però ci saluti tanto il sindaco di Porto Tolle, mi piacerebbe tantissimo. È scappato? È scappato perché è andato a Porto Vir, secondo me. Scherzo. Io vi leggo solo l'ultimo proprio trafiletto che c'è nel loro sito, che vi invito ad andare a vedere per seguirli. Stivalaccio Teatro è stato nominato al premio UBU 2024 nella categoria Premi Speciali per il significativo lavoro di rivitalizzazione e reinvenzione della tradizione della commedia dell'arte e delle forme popolari del teatro. Questa nomination sottolinea come la ricerca artistica della compagnia intrecci sapientemente il passato e il presente, riportando in scena maschere e archetipi con una sensibilità contemporanea che parla al pubblico odierno. Un importante riconoscimento come contributo alla valorizzazione del patrimonio teatrale italiano, e così recupera un po'. Ce l'hanno dato! No, però è vero, è stata una grandissima emozione ricevere la nomination per questo premio, che è uno dei premi più prestigiosi e più importanti che vengono assegnati ogni anno in Italia. Ci è andata male, ci riproveremo, comunque già arrivare negli ultimi tra le 3 compagnie selezionate per i progetti speciali è stato, come dire, una punta di orgoglio. Grazie, volevo fare i complimenti. Ha recuperato, anziché guardare un spettacolo, si aiuta a Google a Stivalaccio Teatro. E cosa hanno fatto questi giovanotti? Scherzo, no, troppo buona, troppo gentile. E allora